La conferenza dei sindaci della provincia di Gorizia si è riunita per esprimere contrarietà alla riforma della sanità predisposta dalla Giunta Tondo. In questo momento abbiamo un'unica azienda territoriale mista, quindi con gli ospedali all'interno e una gestione integrata tra gli ospedali e il territorio. Allora, visto che mi sono messo di traverso per l'azienda unica territoriale, il discorso di 3 aziende all'infuori del discorso provinciale che effettivamente, come è stato sottolineato oggi, un po' ci penalizza perché effettivamente non abbiamo l'azienda della provincia di Gorizia, ma avremo un'azienda goriziano-triestina dove comandano, tra virgolette, i 2 ospedali di rete che gestiscono un territorio più ampio di quello di adesso. Quindi non è che si perde la nostra azienda viene implementata in questo caso con un territorio che funziona come stanno funzionando adesso, in maniera, diciamo, correlata con gli ospedali, ma in maniera anche autonoma. Quindi non ci toglie assolutamente nulla. Cambia il nome, ma la sostanza resta. Esatto, e soprattutto non è che resta la sostanza, ma resta la salvaguardia dei servizi ospedalieri degli ospedali di Gorizia e Monfalcone, che sono quelli principali, perché possiamo parlare del territorio quando vogliamo, ma se non abbiamo un ospedale che dà continuità al discorso ospedale-territorio, è inutile che andiamo a discutere soltanto di territorio.